Benvenute in un nuovo video di Amazing Multi Makeup. Questa accozzaglia di prodotti che ho in mano sono tutti prodotti che ho finito o che ho acquistato, di cui voglio parlarvene. E se sentite questo soave rumore è la lavatrice, ma tra poco finirà. Però voglio la vostra attenzione per questi prodotti che adesso andrò a parlarvene. Ovviamente io farò tutto in ordine casuale perché sì. Quindi parto subito e vi voglio parlare di questa che molto probabilmente ve l'avrò già detto varie volte. Questa è praticamente la seconda che compro, è del marchio Douglas ed è praticamente la crema 4 in 1 All Over Cream. Allora, questa l'ho usata l'anno scorso e anche l'anno prima. Quando devo fare viaggi, giorni, tipo un giorno, 2 giorni, mi muovo per un giorno e mezzo, tipo mezza giornata alle terme, mi porto sempre dietro questa. Adesso l'ho finita e avevo altre cose da finire, però la formulazione è fantastica, il profumo è da pulito, delicato, mi piace un sacco e ve la consiglio. La Douglas, tra l'altro, vedete che qui è scritto XL large, è praticamente la taglia quella più grande. Se la volete provare c'è anche quella più piccola, questa viene intorno ai 7-8 euro, però è un bel tubozzo di roba e la potete usare veramente per un sacco di cose. Adesso crema viso, corpo, mani e capelli, quindi c'è di tutto e di più, e questa ve la consiglio. Poi sempre cose random a caso, ho preso questo lip gloss rossettino della Kiko in super offerta, che adesso l'ho lasciato di là. Stavo dicendo di questo prodotto, la Kiko aveva fatto un'offerta non tantissimo tempo fa, Kiko aveva fatto un po' di tempo fa un'offerta con tipo diversi prodotti, 10-12 prodotti in super sconto, ombretti che magari stanno smaltendo, e c'era veramente un po' di tutto e di più. E se tu prendevi tipo 5 cose erano 10 euro. A me di tutte le cose che c'erano là in esposizione non mi intrippava niente, a parte questo che mi piaceva il fatto che era in stilo e il colore non mi dispiaceva affatto, che è questo, e stavo pensando sì, insomma, di usarlo per la primavera. Allora, che sia smooth, non so neanche che collezione fosse, insomma, era carino. Io avevo preso lo 05 perché è questo rosa un po' così, un po' più carico del nude, però devo dire che questo prodotto mi secca terribilmente le labbra e mi si vedono tutte le pellicine, anche quelle che credevo di non avere. Io adesso indosso solamente un po' di burro cacao, quindi questo prodotto cioè mi piace per il colore, ma come performance mi fa abbastanza schifino, e questo è il quanto. Poi parlando di pennelli, qualche mese fa la Kiko aveva buttato fuori, sempre restando in tema, questo kit che era il brush kit e era venduto in questa pochettina, e dentro c'erano 4 pennelli che io puntualmente uso quasi tutti i giorni per truccarmi, perché sono veramente veramente validi. Adesso io ce li ho abbastanza zozzi, dentro c'era anche questo foglietto per provare, insomma, nello scatolo ve lo butto. Allora, c'era questo foglietto per provare i trucchi, e questi sono i pennelli. I pennelli sono veramente veramente validi, sono in setole sintetiche e sono questi. Se per caso la Kiko dovesse riproporli e magari li rivedete, ve li consiglio. Il set l'ho pagato 18 euro per 4 pennelli, e cioè veramente valido, perché questo è un pennello penna di precisione. Questo è sempre un pennello penna però un po' più grande, lo potete usare anche per fare le sfumature. Questo è una specie di applicazione però un po' più ampio, e anche questo lo potete usare per fare le sfumature. Essendo di fibre sintetiche vanno sulla piega dell'occhio, che è una meraviglia, quindi questo set io ve lo consiglio. Ho finito ovviamente
tutto a random. Ho finito questo, finalmente, questo bagno schiuma cocco e ananas della marca Vidal, buono, profumazione ottima, serve per lavarsi e ve lo consiglio visto che sta arrivando la primavera. Poi ho preso tempo fa con gli sconti di quella bellissima collezione invernale della Kiko questo siero che è il Glow Potion. Se per caso in qualche saldo, in qualche mercatino lo trovate, in senso mercatino online, lo trovate, io ve lo consiglio, è fantastico. Poi ho finito questa crema mani della Yves Rocher, me l'hanno regalata per il mio compleanno ancora tempo memoria fa. È veramente valida, si assorbe molto bene, la profumazione è erbacea ma non fastidiosa e idrata le mani, fa quel che promette. E di solito la Yves Rocher, questa combo di questa crema qua, la calendula e l'arnica, insomma quello che è arnica, la vende anche con il suo scrub mani e l'ho provato anche quello, però non l'ho finito e vi dico che è valido anche quello. Poi ho preso sempre della marca Yves Rocher un fondotinta che avevo avuto piacere di provare in campioncino e questo è in particolar modo il nome è scritto qua, io spero riusciate a vederlo, e il boccettino lo vendono così senza capsula sopra. E se volete vi leggo il claim dietro perché io sono rimasta veramente veramente contenta di questo fondotinta effetto giovinezza immediato, una botta dei 5 anni di meno insomma. Allora, perle leviganti alla cera di rosa e ovviamente è un effetto ottico che insomma stiamo qua a parlare delle pettinari chihuahua. Insomma, io ho la colorazione 200 beige e come colorazione abbastanza sul morto ci siamo. Io oggi non ho su questo, in particolare ho un residuo di una BB cream, però fa veramente un effetto molto molto bello alla pelle, ve lo consiglio dai 30 anni in su, oppure se avete la pelle abbastanza secca. Non è un fondotinta per l'estate ovviamente, a meno che voi non siate quelle povere e fortunate incredibili che non sudano neanche quando ci sono 45 gradi all'ombra. Io purtroppo no, e ve lo consiglio, il pump butta fuori abbastanza prodotto e quindi promosso. Ho finito finalmente queste serviette struccanti della marca Licia che io compro in pacchi da 400 salviette e sinceramente non è che mi sono piaciute tantissimo, cioè io comunque uso la salvietta struccante e la rinforzo con un bifasico oppure con l'acqua micellare, però queste veramente la trama dicono che pulisce ma non è che mi siano piaciute tanto, cioè da usare da sole queste, cioè vi togliete il trucco dopo 2 anni. Comunque insomma provatele, su di me, sul mio tipo di pelle, sul mio tipo di trucco non mi hanno fatto, io mi trucco abbastanza strong. Poi ho finito, cioè ce n'è veramente un goccio dentro ma non viene più su, questo siero viso idratazione profonda dell'acqua da Aquaria Thermal Cosmetics. Questo fondotinta mi è stato regalato gentilmente dal fidanzato di mia sorella, ciao Gianluca, dubito che guardi questo video ma lo saluto. E devo dire la verità, veramente un buon siero viso con ingredienti naturali, ovviamente a base di estratti di acqua di terme, e fa quel che promette, idrata molto bene. Ho finito questa maschera rassodante anti-età del marchio QVC, sì, ciao, del marchio HQ, è molto buona, fa quel che promette. Ovviamente questi sono veramente dei campioncini salva
salva budget, dei prodotti in Italia salva budget, vi ho sempre parlato e ve lo consiglierò sempre. Ho finito questa mini lacca che uso ogni tanto per andare in giro, della Splendor Lacca, fa quel che promette. Poi, cocente delusione di questo spazzolino per pulire il viso della The Body Shop. Questo, se lo trovate, fuggite a gambe levate, perché dopo neanche 15 giorni dall'utilizzo questo comincia a perdere peli, che sembra pagato, e se devo, come si dice, stare là a togliermi i peli dalla faccia invece di stare là a lavarmi il viso, faccio anche a meno. Quindi no, sul lungo periodo questo è morbidissimo, magari sono stata sfigata io, non lo so, comunque questo sul lungo periodo per me, sul mio modello, perde peli, quindi non ve lo consiglio. Ho usato questa maschera della ditta Cartier, che purtroppo non si vede più il marchio, però io vi dico che è valida, e vi faccio vedere la maschera. La maschera e la ditta è Cartier, io spero si veda, vediti, ti prego, e la maschera è questa. È una maschera all'argilla rosa per pelle sensibile. Ti opacizza il viso, però soprattutto nei punti in cui io mi lucido, che sono i classici, il naso, il mento, e la zona, la fronte, la zona T e tutto quanto, però dopo la pelle ha una compattezza fantastica. Provatela, anche perché la vendono in taglia così, quindi non siete costretti a comprare il tubone o a spendere e spandere. Questa è promossa. Poi, insieme con l'altro siero, avevo comprato anche questo fantastico blush della Kiko, che ci avevo fatto le bave perché in edizione e in collezione all'epoca veniva quasi 10 euro, 9 euro e rotti. E la colorazione che ho scelto io è la 3 Treasures Rose. Lasciate perdere il mio inglese maccheronico. Comunque questa è la colorazione, e se vedete il fard è abbastanza scavato, ma adesso vi faccio vedere la resa colore sul dito. Cioè, fa fatica a venire su. Io non so se il blush in sé si è modificato. Comunque io, per rendere questo blush vivibile, accettabile sulle mie gote, lo devo tamponare con il dito. È abbastanza difficile, perché dopo magari si rischia di fare macchia, e quando mettete il blush magari anche l'ultimo step magari non avete tempo, e un sacco di problematiche. Quindi questo blush era carino sulla carta, sul lungo periodo no, lo uso così. Se devo andare in giro mi porto via questo, che lascia il tempo che trova. Poi ho usato questo siero occhi, lo sto tuttora usando, in questa marca che non è molto lontano da dove vivo io, e siamo in provincia di Padova. Questa è questo siero qui, che lo scatolo è gigante. Il tipo di fondotinta, sì, fondotinta, ciao, quel tipo di siero occhi è un siero normalissimo nel tubetto stretto. Adesso l'ho lasciato di là, non lo prendo perché comunque non è che faccia chissà che miracoli, però se lo trovate, l'ho trovato in super sconto a tipo 3 euro, forse era una giacenza di magazzino, non lo so. Comunque è abbastanza a chilometro zero, come si dice. E questo l'ho usato. Poi, rivelazione, questa crema mani della Naturderm, trovata in super sconto in un giornale. Credo che andrò in cerca di ricomprarla. La profumazione è fiorellosa, ma il punto fantastico di questa crema è che ti idrata e si assorbe in un secondo. Cioè tu la metti, fai così, presa,
assorbita, e poi andare in giro e fare tutti i lavoretti che devi andare a fare. Quindi questa qua della marca Naturderm, credo si trovi in farmacia a questo punto, perché ho guardato in profumeria, cose strane, non la trovo. E comunque veramente veramente fantastica, formulata bene, non ha paraffina, quindi ottima, quindi idrata sul serio. Uh, Poi Moon Shadow, ah sì, ok, sì. Con i vari sconti vari ho comprato questo ombretto qua della Kiko, che era di una vecchia collezione, e questo è questo meraviglioso colore super brillantinato. Ve lo metto vicino al rossetto, che è praticamente un tripudio di sbrillantini luminosissimo. A me piace per i trucchi molto veloci, matita mascara, correggo base, correggo le occhiaie, sopracciglia, metto questo, tampono un po' di illuminante così lo apro solo una volta e il colore è questo. Spero si veda. Comunque, ed è quello con l'effetto fresco. Io ve lo consiglio, veramente valido. Ho prodotti che escono da altri prodotti, lo scatolino lo butto. Ho finito la matita a long lasting della Essence, questa qua Black Fever, che è una delle mie preferite. Se non la conoscete le trovate in qualsiasi OVS. Sì, sembra lo stand dei trucchi delle bambine, però i prodotti dentro alcuni sono veramente veramente validi e non indugio oltre. E poi volevo parlarvi velocemente del primo mio acquisto di ombretti di Puro Bio, che era un'edizione estrema natalizia, che io avevo preso la confezione questa con i toni caldi in questo pack qui, ed era appunto lo 01. Il quad è stato pagato da me e ho pagato sui 12 euro, perché ho trovato una parafarmacia non lontano da dove abito che vende un sacco di cose bio, e soprattutto ne rivende Nabla e rivende Neve Cosmetics. Vi lascio il link sotto così potete andare a guardare, e hanno anche una pagina Facebook e la tengono molto aggiornata. Saluto il titolare della parafarmacia Cosmo Bio. No, ho il bigliettino qui, quindi non volevo dire un'altra cosa. Il quad è fantastico, gli ombretti scrivono in modo splendido, quindi giusto per farvi vedere, questo sono due colori. Allora, uno è un marroncino da piega, questo qua che vedete, e l'altro è un marrone un po' più caldo. Comunque il nero, neanche dirlo, scrive da impazzire, è veramente molto molto nero, e sono veramente validi, veramente validi. Anche questo è uno di quei quad che mi porto via quella mezza giornata che devo andare via, oppure dormo via o la sera, la cena, e mi faccio un trucco molto molto classico. E questo è Puro Bio. Altri prodotti. Dimenticavo questo. Questa qua è una maschera per capelli della marca Sunsilk. Adesso la trovate solo online. Io l'ho trovata in super sconto in un grande centro commerciale e me l'hanno tirata dietro tipo a 2,50 euro, meno credo. Comunque dentro è rosso sangue perché ci ho aggiunto i miei pigmenti per mantenere il modico colore che ho in testa, e la profumazione è fiorellosa, è fantastica, soprattutto proprio vi nutre il capello in modo massiccio, soprattutto sulle lunghezze è fantastica. Quindi se la beccate in saldo, sconto o online e vedete che non costa tantissimo, io ve la consiglio. È della linea Keratinology. Io E questo è il quanto. Io vi lascio alle vostre faccende, oppure vi lascio continuare le vostre faccende, non so.
e vi aspetto in un prossimo video. Fatemi sapere nei vostri commenti quali sono i vostri prodotti low cost o comunque veramente convenienti per voi e vi mando un bacione. Ciao, alla prossima! Iscrivetevi al canale.